Tra gli impianti veneti dove è possibile frequentare i corsi nuoto per adulti oppure inserirsi all'interno degli spazi riservati a nuoto libero, ce n'è uno molto particolare. Si tratta dell'impianto termale Columbus di Abano Terme, dove tutto l'anno si svolge attività all'esterno. Noi abbiamo l'acqua termale, quindi lavoriamo all'esterno tutto l'anno e credo sia un vantaggio per l'utente. La possibilità di stare fuori anche col brutto tempo, capito? Qualsiasi tempo ci sia, noi i corsi li teniamo sempre. L'attività in esterna è sicuramente suggestiva, dato che l'acqua termale permette di farlo praticamente tutto l'anno. Come potete vedere alle nostre spalle si sta tenendo un corso di nuoto per adulti, è un corso che viene tenuto tutto l'anno all'esterno e questo non crea nessun problema agli utenti, anzi è un piacere perché nuotare anche in pieno inverno nell'acqua calda è un vero e totale relax. E poi va avanti comunque fino a luglio, perché poi durante l'estate l'acqua viene leggermente raffreddata per poter consentire comunque l'attività didattica all'interno di questi corsi. Solo in caso di temporale non è possibile utilizzare l'impianto in esterna. In tutti gli altri casi sono gli utenti stessi a voler nuotare all'aperto. Sentite qual è la situazione atmosferica più curiosa. La neve è successo. Quest'inverno è successo con la neve. L'unica cosa che ce li tiene dentro chiaramente è il temporale. Col temporale la vasca viene vuotata. Le persone non possono stare. Gli utenti del centro termale Columbus, una volta provata la piscina all'aperto, non vogliono più tornare all'interno. Questo centro lo frequento 12 mesi all'anno, escluso i mesi di agosto, ma per gli altri 11 mesi diciamo ci sono. Tutto l'anno qui fuori in piscina all'esterno, è piacevolissimo anche circa un mese fa sotto la neve, il nuotare è stato divertentissimo. Non c'è nessun problema di temperatura, si sta sempre bene. C'è anche chi, per beneficiare dell'acqua termale, riesce ad arrivare sobbarcandosi 120 km fra andata e ritorno. Abitavo qui a Padova una volta, adesso mi sono trasferito a Piovene Rocchette, quindi a 60 km da qui, però tutti i mercoledì vengo. Per me è diventato irrinunciabile, anche perché acqua termale. Io ho le spalle rovinate in montagna e quindi qua veramente sto recuperando molto, insomma. Cioè, dopo una settimana quando vado a casa sto bene per 7 giorni e dopo devo tornare. È diventata quasi una medicina, diciamo. Fra le caratteristiche apprezzate al centro termale Columbus non c'è soltanto l'acqua termale. La piscina esterna, grazie al trampolino per i tuffi, vanta una profondità non comune. È anche una piscina molto profonda, quindi se arriva a 4 metri si riesce anche a fare un nuoto insomma, più simile al mare, insomma, perché di solito le piscine coperte hanno massimo 2 metri. A dire la verità, una volta che ci si abitua sul fondo, sul mare, si fa fatica ad andare sulle altre. La piscina all'aperto è frequentata tutto l'anno da utenti di tutte le età. Chiaramente per le persone di mezza età l'attività in acqua termale dovrebbe essere svolta ogni settimana. Faccio tutta la stagione, continua, ci fa bene per la salute, per la dieta e a questa età bisogna fare un po' di ginnastica, giusto? Per mantenersi un pochettino in forma. Ci troviamo molto bene.